Eccoci con il mister seconda del Vazzolese, un 0-0 che vi premia con un buon punto visto che avete giocato tutto il secondo tempo con un uomo in meno per un'espulsione abbastanza ingenua se vogliamo nel primo tempo. E per voi sicuramente un risultato positivo. Lei che lettura dà a questa partita? Ma la squadra era concentratissima sul sicuramente puntare al risultato intero. Purtroppo l'espulsione, a mio modo di vedere, è anche di tutti noi ingiusta, perché se effettivamente l'ha buttato fuori per una bestemmia ce ne sono 100.000 durante una gara e comunque la regola è questa, ci ha condizionato in maniera per 60 minuti in maniera troppo evidente. Siamo stati bravi a portare a casa un punto contro una buona squadra, secondo me, molto ben messa in campo e così. Nel secondo tempo avete anche, siete stati insidiosi diciamo, con dei tiri che sono andati molto vicino al palo e alla traversa, insomma se erano dentro lo specchio della porta non so come andava a finire, perciò eravate sì in 10 ma avete lottato lo stesso insomma, per cercare di vincere. I ragazzi erano molto carichi e i ragazzi sono stati, a mio modo di vedere, bravissimi nel tenere in campo e con una grinta non consueta. Avevano il mister fuori, il loro mister, perché per loro è tantissimo e volevano probabilmente regalare i 3 punti o portare a casa a questo punto il pareggio e regalarlo al loro mister che era squalificato, mister Fornasier. Sì, io ho visto il mister che comunque incitava abbastanza dall'esterno, perciò col cuore era sicuramente dentro il campo. Andando un attimo in prospettiva per chiudere sul rendimento vostro della Vazzolese su questa prima parte del campionato, siete un po' sotto le aspettative o tutto sommato avete espresso quello che al momento insomma, il campo stesso permette? Ma sicuramente ci si poteva aspettare qualche punto in più, non di più. La squadra ha sempre giocato a un buon livello, sia domenica Conegliano sia le gare prima, ha sempre giocato a un buon livello, un ottimo livello. Probabilmente ci manca quel pizzico di fortuna in qualche occasione che fa sì che si potrebbe avere qualche punto in più, insomma. Però la squadra c'è, la squadra è unita, la squadra è compatta, sono un blocco unico con il loro mister e speriamo e crediamo di poter far bene. Perciò siete fiduciosi per il futuro? Sicuramente sì, sicuramente sì. Grazie. Grazie a lei.